2 miliardi di uomini, donne e bambini, i 2/3 della popolazione del mondo, vivono nella miseria ed hanno fame. Per migliorare le condizioni di queste popolazioni, capitali importanti sono ogni anno destinati agli investimenti di base necessari a valorizzare le regioni diseredate. Si costruiscono strade, dighe, stabilimenti industriali, si fanno lavori di irrigazione. Ma affinché queste opere possano dare i risultati voluti, occorre che le popolazioni interessate prendano coscienza del processo di sviluppo e liberamente decidano di parteciparvi esse stesse. È questa la maniera nella quale le nazioni democratiche concepiscono lo sviluppo. Uno dei compiti dell'assistenza tecnica è proprio quello di condurre queste popolazioni a prendere coscienza dei loro propri problemi di sviluppo e della necessità di una loro attiva partecipazione per risolverli. È questo oggi uno dei compiti più urgenti e più importanti anche in Europa, giacché il nostro continente ha pur esso le sue regioni sottosviluppate. Questo problema è stato perciò affrontato a Parigi. Ecco la sede dell'OECE, diventata Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. Qui si incontrano i rappresentanti dei 20 paesi d'Europa ed America con l'intento di armonizzare le loro politiche economiche, di ridurre gli ostacoli agli scambi commerciali, di cooperare al miglioramento del livello di vita dei paesi sottosviluppati. Su questa tabella sono annunciate le varie riunioni del giorno. Questa ci interessa in modo particolare, Progetto Sardegna. Questo titolo rappresenta una decisione dei governi dei paesi membri dell'OECE che, su invito del governo italiano, hanno scelto una zona pilota in Sardegna per dimostrare come l'assistenza tecnica può migliorare il livello di vita della popolazione mediante l'adozione di metodi di lavoro più razionali. Nel 1956, d'accordo con il governo italiano e con quello della regione autonoma della Sardegna, una missione di esperti internazionali giunse nell'isola. La zona messa a disposizione per l'esperimento copre 170.000 ettari, circa 1/10 dell'intera Sardegna. Comprende 1/3 di territorio irrigato o irrigabile, 1/3 di colline ed 1/3 di montagne. Vi abitano 110.000 persone distribuite in 41 comuni. La Sardegna, paese di antichissima civiltà, conserva vestigia di centri abitati dell'età del bronzo. I Romani vi hanno lasciato tracce profonde. Durante il loro periodo la Sardegna forniva all'impero grano e metalli. Meravigliose chiese sono sorte nell'isola agli albori del cristianesimo. Cagliari, la capitale della Sardegna, è oggi una città moderna ed un porto importante. Ma vaste zone dell'interno sono ancora brulle e deserte a causa della natura del terreno accidentato e del clima aspro, nel quale a lunghi periodi di siccità succedono piogge torrenziali.
Pauli Latino è un villaggio tipico della Sardegna. Le case sono addossate le une alle altre nelle strade inondate dal sole. 3.200 abitanti vivono nel comune. Ogni domenica le radio diffondono lo stesso programma. È una trasmissione dedicata alle donne di campagna ed esse l'ascoltano volentieri perché conoscono bene chi parla. La dottoressa Giuliana Minuti, un'amica che tutte hanno già incontrato. La dottoressa Minuti è una specialista di economia domestica rurale che impartisce alle donne della Sardegna consigli sul modo di curare i polli, ricordando per esempio che bisogna dare loro più acqua d'estate, e nello stesso tempo la specialista suggerisce idee pratiche per i lavori di casa e dà consigli sul modo di alimentare la famiglia ed i bambini. Tutto ciò è relativamente nuovo. Le trasmissioni ebbero inizio 2 anni fa, quando le galline nei villaggi erano poche e nessuno pensava che i bambini avessero bisogno di diete speciali. Le donne hanno appreso molte cose dal giorno in cui la dottoressa Minuti arrivò in Sardegna 3 anni or sono. Esse hanno bisogno anche di una casa areata e riparata dal sole, ma di questo parleremo la prossima volta. Arrivederci quindi a domenica alla stessa ora. Essa si era rivolta dapprima al parroco per metterlo al corrente delle sue intenzioni. Ne parlò poi con il farmacista. E anche il sindaco aveva promesso il suo appoggio al progetto di allevamento razionale dei polli. Una dopo l'altra tutte le case sono state visitate. Gli abitanti erano gentili, ospitali, ma timidi e reticenti di fronte a proposte così nuove. A poco la fiducia si stabilì attraverso contatti personali e dimostrazioni pratiche. Le specialiste mostravano come curare le galline malate. Distribuivano sementi per gli orti. Mostravano come si poteva costruire un pollaio semplice ed economico. C'era anche un altro problema. A Pauli Latino c'è molta terra inutilizzata. Infatti, anche se le case sono addossate le une alle altre, esistono piccoli cortili che si possono trasformare in orticelli. Per tirare le somme di tutto questo lavoro di preparazione, una riunione venne organizzata alla scuola. Le donne intervennero numerose e la dottoressa Minuti dimostrò loro come galline di razze selezionate potevano rendere più uova e più carne. Non si convinsero subito, chiesero spiegazioni. Poi si persuasero e molte accettarono di seguire un corso sull'allevamento razionale dei polli. Finalmente decisero di tentare la prova. Un'attività nuova cominciò a Pauli Latino. In quasi tutti i cortili si costruivano pollai semplici e spesso molto piccoli. L'arrivo dei pulcini fu un avvenimento per il villaggio. Si trattava di pulcini di un giorno giunti appositamente in aereo dall'Olanda. Le donne li pagarono 100 lire l'uno. Alcune erano così povere che non ne poterono comprare più di 2, altre 10, alcune anche 30.
ma tutte rientrarono a casa fiere con i loro pulcini. All'inizio vennero distribuiti 12.000 pulcini di un giorno e oggi ci sono 65.000 polli nella zona pilota ed in 3 villaggi sono state organizzate cooperative per l'acquisto del mangime e per la vendita delle uova e del pollame. Queste cooperative costituiscono un fatto nuovo per la mentalità della gente dei villaggi e riuniscono oggi 220 donne. L'alimentazione pone un grave problema in tutti i villaggi. I polli costituivano un inizio, ma c'era bisogno anche di verdura fresca per migliorare la dieta e qui vennero in aiuto i bambini. Il sindaco mandò alcuni uomini e si cominciò a dissodare un pezzo di terra dietro alla scuola. I bambini lo trasformarono in un orto. Per loro era un divertimento, molto meglio che le lezioni. I bambini a scuola mangiavano alla refezione le verdure che facevano crescere nell'orto scolastico. A casa ne parlavano tanto che le madri decisero di andare a vedere che cosa succedeva. Alcune di loro cominciarono a lavorare il pezzetto di terreno che avevano vicino alla casa. Così si giunse all'impianto degli orti dimostrativi dove la gente imparava come si coltivano le verdure e la frutta. L'allevamento dei polli permetteva di realizzare qualche economia. Per coloro che potevano venderne, questi costituivano una fonte di reddito. Per l'insieme della zona pilota, le vendite hanno rappresentato nel 1960 un aumento di reddito dell'ordine di 25 milioni di lire. Come è stata spesa questa somma? Mancavano molte cose di cui sognavano da anni. Comprare un fornello a gas, ridipingere la casa, altri hanno preferito spendere questo denaro per sostituire in casa la terra battuta con un bel pavimento di mattonelle. E qualche ragazza ha potuto avere finalmente un bel abito nuovo. Eccola felice per un pezzo. Un altro villaggio nel quale i tecnici dell'OECE hanno lavorato è il villaggio di Seneghe. Qui abitano 664 famiglie. 3/4 di queste vivono esclusivamente del reddito dell'agricoltura. Seneghe è circondata da oliveti e l'olivo è uno degli elementi principali dell'agricoltura sarda. Però gli olivi davano raccolti scarsi, l'olio era di qualità mediocre. Perché? Le piante erano attaccate da 2 parassiti, la mosca mediterranea e la tignola. Perciò si decise di mostrare agli abitanti di Seneghe come potevano migliorare il loro raccolto di olive. I giovani tecnici dell'OECE hanno illustrato agli agricoltori i danni causati dai parassiti delle piante, ma i contadini erano scettici e cominciò così per i divulgatori agricoli una lunga opera di persuasione. Spesso la sera riunivano i coltivatori per spiegar loro come questi insetti danneggiavano le piante e come potevano distruggerli. Per convincerli si decise di organizzare un viaggio ad Alghero, ad un centinaio di chilometri a nord di Seneghe. Il banditore annunciò alla popolazione l'ora della partenza ed il punto di riunione. I tecnici avevano deciso di effettuare il viaggio per mostrare agli increduli come gli olivi potevano essere coltivati con metodi moderni e dare una produzione abbondante. Andai a direnotare a Sofizio da Soesse.
In una bella giornata di ottobre del 1958, l'autobus lasciò Sénégué ed i passeggeri erano lungi dall'immaginare che quel viaggio avrebbe avuto un'importanza molto grande sul corso delle loro attività future. Non credevano ai loro occhi. In vita loro non avevano mai visto piante come quelle di Alghero. A perdita di vista gli alberi erano allineati, sani, robusti, ben potati in forma di piramide. Tutto quello che gli specialisti avevano detto loro lo vedevano lì, sotto il sole, come una realtà positiva e concreta. Questa esperienza li decise e finalmente un giorno la prima squadra dimostrativa iniziò il lavoro. La guerra contro i parassiti dell'olivo era cominciata. Gli olivi coprono le colline, non ci sono strade e per curare le piante bisogna servirsi di un atomizzatore portato a spalla. I risultati dell'esperienza furono eccellenti. Per disinfestare le piante si formarono diverse squadre di 2 uomini ognuna che si divisero la zona. Questi uomini erano pagati per il loro lavoro, ma una parte della loro paga era accantonata per costituire un piccolo capitale che doveva servire più tardi a comprare gli atomizzatori e a trasformare gli operai in piccoli imprenditori. Man mano che l'esperienza progrediva, i coltivatori si recavano sempre più numerosi all'ufficio dei divulgatori agricoli per chiedere che il trattamento antiparassitario venisse esteso anche alle loro piante di cui indicavano l'ubicazione sulla carta. Per il trattamento di tutte queste piante, le squadre hanno avuto molto da fare. La campagna antiparassitaria ha dato lavoro a coloro che non ne avevano. Approfittando del primo successo, i divulgatori hanno insegnato a questi stessi lavoratori la difficile arte della potatura degli olivi. In questa zona si sono trattati 40.000 alberi e la resa è raddoppiata. Mentre l'esperimento è venuto a costare 3 milioni di lire, il valore del raccolto è aumentato di ben 25 milioni nel 1960. La tessitura di arazzi e tappeti è un'arte tradizionale della Sardegna. In quasi tutte le case di Sant'Lussurgiu c'è un telaio, spesso relegato in qualche angolo buio. L'arte del tessere moriva lentamente. I vecchi telai erano troppo stretti, i disegni ed i colori erano passati di moda, i tappeti costavano troppo. Con il concorso del centro locale dell'Unione Nazionale per la lotta contro l'analfabetismo,
l'OECE decise di intraprendere uno studio per vedere se, mediante l'applicazione di metodi moderni, non fosse possibile salvare questa attività tradizionale dell'artigianato e renderla redditizia. I ricercatori andarono di casa in casa per conoscere il numero dei telai e delle tessitrici, accertare i quantitativi di lana adoperati ed i guadagni che le donne potevano trarre da questa attività. Di fronte ai risultati positivi dell'inchiesta, si decise di formare una cooperativa. Le tessitrici furono invitate a partecipare ad una riunione. Nel corso di essa, il signor Rami Alexander, esperto americano dell'artigianato per il progetto Sardegna, espose loro il suo piano. Egli spiegò alle intervenute che, modernizzando le loro tecniche, organizzando la produzione ed assicurando la regolarità delle consegne, avrebbero potuto aumentare tanto la loro produzione quanto i loro redditi. Anche in questo caso, un'iniziativa così nuova non venne accolta senza qualche reticenza. Alcune donne si persuasero di tentare l'esperimento e dopo aver versato una quota iniziale di 10.000 lire, firmarono l'atto di costituzione della nuova cooperativa davanti al notaio. La cooperativa affittò un locale e cominciò ad organizzare il lavoro. Telai nuovi, più moderni e più grandi, dotati della spola volante, vennero affidati alle tessitrici. Queste appresero a servirsi dei nuovi telai che permettevano di conservare ai tappeti sardi tessuti a mano le qualità che ne costituivano il pregio e la bellezza. Questi telai, sebbene possano sembrare primitivi, rappresentavano un grande progresso per le tessitrici di Sant'Lussurgiu che si addestrarono nel loro funzionamento. Dopo il necessario periodo di formazione, le tessitrici lavorarono giorno e notte sui disegni nuovi per preparare l'assortimento dei campioni che vennero inviati in tutto il mondo. Ma le ordinazioni tardavano a giungere. Scoraggiate, le tessitrici tennero una riunione di protesta. Abbiamo lavorato tanto e tanto, dicevano. Abbiamo messo tutto il nostro denaro in questa cooperativa, ma gli ordini non arrivano e non guadagniamo nulla. Ci volle tutta la pazienza e l'esperienza del signor Alexander per convincerle a continuare. Le donne si rimisero al lavoro. E difatti poco dopo le ordinazioni cominciarono ad arrivare. Il signor Alexander aveva avuto ragione. Oggi le donne lavorano senza sosta alla cooperativa ed i tappeti che fabbricano sono venduti in tutto il mondo. Questi sono 3 esempi dell'opera svolta in Sardegna mediante l'assistenza tecnica.
Il progetto Sardegna si interessa a tutti gli aspetti della vita nella zona pilota. Prelevando ed analizzando campioni di latte delle pecore, si è iniziata un'opera di miglioramento delle greggi. Campioni d'erba raccolti nei campi permettono di determinare i pascoli migliori. Anche se non si ha a disposizione una bilancia moderna, si possono pesare gli animali e controllare l'andamento delle mandrie. L'operazione è meno pericolosa di quel che sembra. I commercianti studiano gli elementi della gestione moderna dei negozi. Ecco un alimentarista che impara a fare l'inventario ed a valutare le scorte. Per la cestineria si è creata una nuova cooperativa artigiana nel villaggio di Flussio. Come per la tessitura, sono stati preparati disegni e forme nuove per le vendite all'estero. Per una migliore utilizzazione della terra, campioni del suolo sono prelevati ed analizzati in laboratori speciali. Questi visitatori, che appartengono a paesi dell'Africa e dell'Asia, assistono al prelievo dei campioni. Gli adulti ritornano a scuola per perfezionarsi nel loro mestiere. È il caso di questi muratori che seguono un corso sull'edilizia. La biblioteca ambulante ed il cinema sono largamente utilizzati dai tecnici del progetto per mostrare ai sardi che non sono affatto separati dal mondo moderno. Lo scopo di questa esperienza, che ha l'appoggio di 20 governi d'Europa ed America, non è solo quello di aiutare il popolo della Sardegna. Non avrà raggiunto il suo fine, se non quando avrà dimostrato che l'assistenza tecnica porta nuove possibilità e nuove speranze alle popolazioni del mondo che vivono in regioni ancora meno favorite della Sardegna.